Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Okay, so Tak, first of all, your opening statement on this big game coming up on Sunday, please. Obviously, like all the other games, this is a very big game for us, especially being able to end the season off. Fighting for first place is always big. Any club, I think, going into the last stretch of the season, being in this spot to have this opportunity would take every game, not only this one, as a big game, an opportunity to do something special. Sì, la partita di domenica, come tutte le altre, la considero una grande sfida. Approcciamo alla fase finale della stagione e abbiamo la possibilità di competere per il primo posto, che è una grande cosa, per cui tutte le squadre vogliono finire bene la stagione, per cui da qui alla fine per tutti le partite sono importanti e per noi sono importanti per provare a costruire qualcosa di speciale. E in particolare, Bologna, quali possono essere le principali difficoltà? Oh my God, Amir. The best strengths of Bologna, your opinion? They're just a great experienced team. They have a lot of vets that have been obviously playing basketball for a long time. The group of guys that they have been together for a good little minute. So just the chemistry that they have and IQ that each player has, I think that's their biggest strength, just knowing the game, knowing what they want to get to and how they want to do it. Hanno una squadra di grande esperienza, con giocatori ad alto livello da tantissimi anni, ed è un gruppo che sta insieme da tanti anni. Hanno una grande chimica e un alto livello di quoziente intellettivo cestistico. Sono una squadra che sa giocare a basket, sa cosa vuole e sa farlo molto bene. È una di quelle partite che un giocatore aspetta sempre, perché probabilmente sarà una grande atmosfera, grande squadra avversaria, quindi è una partita speciale per certi versi, no? It's one of big games that players love to play. It's gonna be a crazy atmosphere, so it's gonna be special. Is that a question? Yes. Of course, every game is special. For me in particular, but you know, it's easy to get up for the big games. I think everybody looks forward to those Bologna, Milan games. You know, they're the only two EuroLeague teams in our league. So I think, yeah, it's definitely easy to say to get up for those games are easy, too easy. Per me tutte le partite sono speciali, però sicuramente se chiedi a chiunque le partite contro Milano e Bologna, tanto che sono squadre che giocano in Eurolega, sono partite che tutti vogliono giocare, per cui sì, è facile da dire che è una grande partita, sarà una partita speciale. Senti, sei uno dei migliori giocatori della Lega di Serie A, però sei il primo anno che giochi qui, hai avuto un impatto incredibile. Ti aspettavi un impatto del genere tuo e poi cosa pensi della nostra Serie A? Since you are showing up that you are one of the best players in this league, do you expect such a great impact in the first year in Europe? And what do you think about the Italian Championship? I mean, like I said from I think the first interview that we had, my main goal was to come in here and help win games. I think it was never on my mind to be the best player. Obviously, it has shown, and that goes just, you know, my coaches and my teammates for helping me, you know, put me in that position. Obviously, the work that I've put in as well, but this league is great. It's very competitive. IQ is high. It's physical. Yeah, for sure. I don't have any bad things to say about this league. Only good things, for sure. Sì, dalla prima intervista qui l'ho sempre detto che io ero venuto qui per imparare, per aiutare la mia squadra a vincere il più possibile.
non avevo in mente di poter essere il miglior giocatore della squadra, e non mi sento questo, ma mi sento di dire che ho ricevuto tanto aiuto dai miei compagni, dagli allenatori, dalla società, e dal punto di vista della Lega, una Lega molto forte, con un IQ altissimo, con tantissima competitività e fisicità. Non ho nulla da dire di male sulla Lega, anzi solo cose positive. Senti, è come se per l'ultima parte di campionato la Regia trovasse un giocatore in più con il rientro di Jordan Parks. Do you think we kind of have a new signature guy because Jordan's coming back for the best period of the Italian Championship? Yeah, for sure. I think, and I've told JP this as well, or Jordan this as well, but I definitely think he's the X factor for our team right now to put us over the top, and nobody has played us at full strength, and nobody can really kind of sort of scout that right now. So I think he's a big addition to come back for the team in this stretch, to bring us, more size, versatility, and just somebody else who, can get things done on both ends of the court. Sì, è sicuro, è molto d'accordo con te, lui ci aiuterà tanto, anche per il fatto che non ha giocato nell'ultimo periodo, nessuno ha scoutizzato, quindi magari le squadre lo conoscono meno, ma lui è un grandissimo giocatore, è una grande addizione per noi in questo momento, per la squadra, perché ci aiuterà a fare uno step ulteriore, avremo una taglia ancora più grossa e avremo più versatilità, quindi anche più imprevedibilità. È un giocatore che nei due lati del campo sa fare tutto. Senti, eccessivi 4 falli tecnici fischiati contro Napoli. Do you think we suffered too much the technical fouls? They called too many technicals in Naples? Personally, I think that's just how the game gets sometimes. That's a tough environment to play in, and obviously they're a tough team with a tough crowd, and if you let them punk you, it could get ugly and not in the favor of you. So I think we just played into their hands. Obviously, we could definitely do better as a unit of just, controlling those things or trying to make them controllable. But at the end of the day, I'd rather punch back than to get punched on. So that's how I look at it. Sì, personalmente penso che ci sono partite in cui semplicemente accadono queste cose. Abbiamo giocato in un ambiente importante contro una grande squadra e abbiamo giocato duro, perché come dovevamo giocare dovevamo rispondere alla loro fisicità, alla loro intensità, e sicuramente non abbiamo come gruppo abbiamo mostrato una parte bella di noi, e questa cosa dobbiamo fare imparare e controllare di più le nostre emozioni. Also, I think it was a big game for both parties, for us to stay where we wanted in the standings and for them to get in the playoffs. Sì, So era una partita da playoff, l'importanza era cruciale per entrambi, perché noi volevamo continuare a lottare per il primo posto e loro si giocano l'accesso ai playoff, e sono una squadra forte, per cui è successo, dobbiamo migliorare, dobbiamo imparare, ma la pallacanestro è così anche. playoff environment basketball. Senti Tac, il rapporto con i compagni di squadra, adesso di recente vi siete inventati anche il balletto con Sim sulle partite, è una cosa per darvi ancora più carica? He asking you about the dancing you do before the game. It's something just to keep guys loose, have fun, because at the end of the day, this is a game that we all enjoy. Obviously, it's also our job, which makes it a little gray area. But as long as, you have fun, dancing, laughing, joking, I feel like that frees up everybody's emotions to just go out there and play free and, do what we've been doing our whole lives. Sì, è qualcosa che facciamo perché comunque è vero che è un lavoro, ma è anche un gioco, e secondo me se ti diverti sei più bravo e ti viene meglio,
e quindi anche la tensione che magari c'è prima della partita aiuta un po' a liberare un po' la testa e a liberare un po' le emozioni, perché secondo me se ti diverti, se ridi, se sei positivo ti può aiutare a rendere meglio in campo. Chi è il direttore d'orchestra dei tre? What you say? Who is the boss, the chief between you, Jordan and Amir? Dancing and singing. Dancing and singing. Jordan's definitely number 3. Jordan's number 3 for sure. Dancing and singing, it depends on how we feel that day. Amir might have more juice that day, or I might have more juice. It bounces back and forth, but Jordan's a little shy. Jordan's a little shy for sure. Sicuramente Jordan terzo, ma non so chi primo e secondo, perché dipende dal momento, dipende da chi ne ha di più. Delle volte Amir, delle volte io, ma Yeah, for sure. sicuramente Jordan terzo. Quindi Jordan è l'ultimo? Sì. Ok. Partite si dice sempre si vincono di squadra, la vince la squadra, però all'interno della partita ci sono le fiammate dei singoli. Tu ne sei un esempio. Domenica contro Bologna, chi bisogna non fare accendere di loro e chi invece quale suo compagno lui giocherebbe due finisher? This is a team sport, but sometimes some champs step up on the floor. So what do you think we need to stop? Who do you think we need to stop on Virtus Bologna side? And if you wanna put some chips on some teammates or yourself as well to have big plays down the stretch, who's gonna bet? I mean, obviously Bellinelli and Shengelia. Those are the two, main forces for their team. So obviously, making it tough on Bellinelli. He's gonna shoot his shots. He's gonna hit a lot of tough ones. So just making it tough on him, and Shengelia is gonna do his thing too. So it's just making it as tough as possible on those guys, and try to get as many stops as possible. On our team, I feel like we have so many guys that can get it done down the stretch. I would bet on any of our guys, honestly. And that's not me being biased, just being around these guys for, 8 months, 9 months. I think at any given point in time, you could give the ball, me, Tex, Davide, Spisu, Amir, Kyle, Max. I think it's just whoever's playing well that night, give them the ball and just let them go. But yeah, I would bet on any of our guys for sure. Sicuramente dal lato Virtus, Bellinelli e Shengelia sono i loro giocatori chiave e quindi dovremo essere belli duri su di loro e fare le cose che abbiamo preparato. Sicuramente Bellinelli comunque segnerà canestri difficili e sicuramente Shengelia comunque farà quello che è bravo a fare, perché sono due campioni. Però spetterà a noi rendergli la vita il più difficile possibile e difendere nel miglior modo possibile su di loro. Dal nostro punto di vista, io credo sono con questa squadra da ormai tanti mesi, ci conosciamo e stiamo insieme da tanti mesi e posso dire che tutti possiamo fare qualcosa di importante anche nelle fasi cruciali della partita, quindi chiunque sia in campo può aiutarci, per cui scommetto veramente su tutti noi, abbiamo grande fiducia tra di noi.